Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di Tele Friuli. Ad inizio mandato è stata una delle promesse fatta dall'esecutivo guidato dal sindaco Fontanini e domani, a quasi 5 anni da quella promessa, da quell'annuncio, diventerà finalmente realtà. Stiamo parlando della circolare di Udine, la nuova linea dei bus che sarà attivata attorno al centro storico del capoluogo friulano. Ci racconta tutto nel servizio di apertura Giancarlo Virgilio. Partirà domani mattina alle 9 il primo autobus della circolare di Udine. La nuova linea sarà attivata attorno al centro storico del capoluogo friulano e sarà percorsa da soli mezzi elettrici. Veramente siamo riusciti a farla nonostante i problemi che abbiamo avuto, perché 2 anni di Covid non ci hanno permesso assolutamente di poter approcciare a questa linea. Poi c'è stato il 2022 che dovevamo capire dove farla passare veramente, perché c'era l'occupazione degli stalli pubblici. Parentesi, anche su questo verranno tolti solo alcuni occupazioni pubbliche, mi pare 5 o 6 in tutto. Le corse avranno un intervallo di 15 minuti tutti i giorni feriali dalle 9 alle 20. I mezzi sono di ultima generazione e si ricaricano in sole 2 ore e mezza di attesa. I nuovi mezzi elettrici entreranno nel cuore pulsante della città, a nord di via Mercato Vecchio e a sud, quindi praticamente riabbracciando quelle che sono le 2 vie che non erano prima attive, cioè che erano attive e che sono state soppresse, come via Aquileia e via Gemona. Ecco, tutto questo facilita anche il raggiungimento del centro storico della nostra magnifica città turistica, che ha avuto un incremento 3 volte tanto dell'area rispetto al pre-Covid, e quindi anche la sostenibilità degli stessi turisti che possono accedere a tutte le zone, non solo i turisti, anche i residenti, attraverso questi mezzi elettrici. E vediamo come si presenteranno questi mezzi elettrici attraversando la città, che sarà la prima volta che accade. Ovviamente domani ve lo racconteremo com'è andata appunto a finire. Il Consorzio Universitario di Pordenone cerca nuovi spazi dopo la disponibilità degli Atenei di Udine e Trieste di investire con nuovi corsi nella città del Noncello. Intanto la Casa dello Studente Lino Zanussi, di proprietà della Diocesi Concordia Pordenone, ha fatto sapere di volere mantenere la propria autonomia. Nessuno tocchi la Casa dello Studente di Pordenone. Dopo la proposta del sindaco Ciriani di utilizzare l'immobile della diocesi per venire incontro alle necessità del consorzio universitario di trovare nuovi spazi in un contesto più centrale della città, il vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini ha messo fine alle voci di uno smantellamento della stessa Casa dello Studente Lino Zanussi. Nessuno voleva togliere l'attività della Casa dello Studente, semmai voleva essere un aiuto nei confronti di una centrale culturale che mi risulta abbia qualche difficoltà finanziaria. Quello che è certo però è che l'Università di Pordenone necessita urgentemente di nuovi spazi. C'è la disponibilità tanto dell'Ateneo di Trieste quanto di quello di Udine di poter aumentare i corsi, significa portare centinaia di ragazzi in città. C'è una richiesta che secondo me è assolutamente legittima, è di creare un secondo polo più centrale, perché i ragazzi non vedono di buon occhio la struttura di Borgo Meduna, che è distale, quindi quella verrà mantenuta, verrà anche potenziata. Investiremo 5 milioni di fondi europei per rendere più vivibili, più godibili gli spazi universitari. Nel 2024 ci aspettiamo di poter aprire le porte di un nuovo polo universitario con tanti studenti e con nuovi corsi in linea tra l'altro con le esigenze delle nostre imprese. Investimento per oltre 3 milioni di euro a Ronchi dei Legionari tra riqualificazione antisismica della scuola media e nuovi impianti fotovoltaici. Ammontano a più di 3 milioni di euro i primi interventi del 2023 a Ronchi dei Legionari. È già in corso una completa riqualificazione con adeguamento antisismico alla scuola media cittadina per totali 2.777.000 euro. Questo è effettivamente il lavoro più importante anche a livello di finanziamento che l'amministrazione sta gestendo. In questo momento il primo lotto dei lavori è ultimato. Abbiamo a dicembre abbiamo chiuso la gara per il secondo lotto che verrà comunque l'avvio ai primi di giugno e contemporaneamente a una bonifica dell'amianto presente sul tetto. L'amministrazione comunale guarda già al prossimo intervento, il posizionamento di pannelli fotovoltaici sulle coperture di Palasport Philipput, pista di pattinaggio e residenza protetta Corradini per complessivi 560.000 euro investiti.
L'amministrazione di Ronchi dei Legionari è beneficiaria di un contributo regionale volto alla costituzione delle CER, ovvero delle comunità energetiche rinnovabili. Il contributo regionale consta di ben 448.000 euro più 112 di fondi propri, per un totale di 560.000, volto all'installazione di pannelli fotovoltaici e di batterie di accumulo nei palazzi alle mie spalle, ovvero al Filiput, Palaroller e la Casa Corradini. Una donna di 90 anni residente a Udine è stata investita questa mattina dalla sua stessa auto. L'incidente si è verificato a Tarviso, in via Vittorio Veneto. L'anziana, prima di gettare le immondizie, si sarebbe dimenticata di azionare il freno a mano della sua macchina che, posteggiata in pendenza, si è mossa di fatto travolgendola. Per liberare l'anziana si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, oltre che del personale sanitario attivato dalla centrale Sores di Palmanova. È stata poi elitrasportata in condizioni serie all'ospedale di Udine. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo le 4 di oggi a Pordenone, in via Roveredo, per un incidente stradale per un'auto che, dopo aver abbattuto 2 pali, è finita a ruote all'aria. I 2 occupanti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo e sono stati poi presi in carico da personale sanitario attivato attraverso il 112. Alle 7 invece i pompieri sono intervenuti ad Azzano Decimi, in via 25 aprile, per un incidente stradale in cui un'auto, dopo aver colpito l'isola di spartitraffico, ha terminato la propria corsa pochi metri dopo, abbattendo la segnaletica e rilasciando l'olio sulla sede stradale. La via è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e le bonifiche della strada stessa. È stata lanciata una raccolta firme per chiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia di attivare la sanità veterinaria di emergenza. Sentiamo i particolari in questo servizio. Realizzare uno studio per istituire un sistema di sanità pubblica veterinario che preveda un'area dedicata alle emergenze e alla medicina di base. La raccolta firme è stata lanciata dalla pagina Facebook Sanità Pubblica Veterinaria FVG, da dove si potrà vedere anche dove saranno collocati i punti per raccogliere le firme, che verranno poi presentate in Consiglio regionale. Gli animali d'affezione ormai sono una componente ormai diffusissima nella nostra società, generano un indotto importante dal punto di vista economico e soprattutto sono un guadagno per quanto riguarda la qualità della vita dei proprietari, dall'attività fisica che magari fa chi ha un cane nel muoversi, dalla socialità maggiore che può avere un anziano, al bambino che sviluppa delle attenzioni particolari verso l'altro essere vivente. Oltre alla sanità veterinaria, la raccolta firma chiede il finanziamento di una linea contributiva di calmieramento totale in rimborso delle spese veterinarie e un rimborso per le spese degli animali di affezione ritenuti di pubblica utilità, come le unità cinofile volontarie. Veniamo allora ad un'importante notizia che valorizza il mondo della cultura, ma soprattutto della musica. 630.000 euro per il triennio 2023-2025, la quota destinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia ad Ambiba Friuli Venezia Giulia e USCI per promuovere nelle scuole primarie dei percorsi di educazione e formazione musicale. La Regione ha destinato nell'ultima manovra economica 630.000 euro per il triennio 2023-2025 ad Ambima FVG e USCI FVG. Obiettivo: la stipula di convenzioni con istituti comprensivi e scuole primarie per promuovere attraverso bande filarmoniche ed associazioni corali dei percorsi di educazione e formazione musicale. Un intervento questo al quale hanno lavorato in primis i consiglieri regionali della Lega Mauro Bordin e Diego Bernardis, quest'ultimo anche presidente della Commissione Cultura. La volontà, spiega in una nota Bordin, è quella di sostenere e rafforzare la promozione dell'attività didattica musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia. Saranno così ammissibili a finanziamento le spese per noleggi di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo didattico, compensi e prestazioni di collaborazioni per docenze. A ciascuna associazione musicale verrà destinato un contributo massimo di 3.000 euro. E sempre sul fronte del sostegno alle attività culturali e didattiche, la Giunta regionale ha presentato un disegno di legge, il numero 180, con cui si prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia.
al quale potranno iscriversi gli enti gestori delle scuole in possesso di tutta una serie di requisiti previsti nella norma. Attualmente in Regione, in ambito pubblico, sono presenti 16 scuole secondarie di primo grado di indirizzo musicale, 5 nel Triestino, 5 nell'Udinese, 3 nel Goriziano e altrettante nel Pordenonese, e 3 istituti secondari di secondo grado con indirizzo musicale o coreutico, 2 a Udine e 1 a Trieste. Lo sport, il calcio, la Serie A, l'Udinese non riesce a fermare la Juventus nell'anticipo del campionato. A Torino la squadra di Sottile gioca bene il primo tempo, poi all'86esimo viene punita da un gol di Danilo, il servizio. Stasera abbiamo fatto bene, la sensazione che avevo dalla panchina era un totale controllo della gara. Abbiamo fatto bei contropiedi pungenti anche nel secondo tempo, dopo i primi 20 minuti siamo ritornati a prendere campo. Abbiamo avuto delle situazioni importanti, poi ripeto, manca una zampata, manca anche Lovric, per esempio mi viene in mente un'azione bellissima dove siamo distesi, finta e poi tiriamo con una imprecisione che secondo me non è per le nostre qualità, lì dobbiamo essere più lucidi e più precisi, su questo sì, però la sensazione era che la potevamo anche vincere, però ripeto, nel gol finale fa male perché mi dispiace per i ragazzi, perché comunque secondo me non si meritava di perdere. Dobbiamo fare più gol per le occasioni che creiamo e cercare di essere più attenti nei particolari che fanno sempre la differenza. Dopo la Coppa Italia di eccellenza vinta ieri dal Brian Lignano per 2-1 nei tempi supplementari, oggi è la volta della finale per il trofeo di promozione dalle 14:45 dal Boito di Monfalcone, in diretta su Telefriuli la gara tra Sacilese e UFM. Intanto riviviamo le emozioni di ieri. Si parte, è partita la 31esima finale della Coppa Italia di eccellenza verso Campana che torna da Variola, il traversone del cieco, colpo di testa, rete! E dopo 2 minuti il Brian Lignano trova l'immediato vantaggio con il suo difensore, un difensore goleador, Mattia De Cecco. Calcio di rigore. Il fallo di Bonilla mi sembra ai danni di Corvaglia. Fischia il direttore di gara, parte De Anna, il tiro rete, il pareggio del Chions ed eccolo qua, doppio fischio del direttore di gara e allora si va ai supplementari. Calcio d'angolo in favore del Brian, ancora Baruzzini che si sistema il pallone, va al traversone, colpo di testa, rete, Cobramaz ancora di testa. All'11esimo minuto il colpo di testa, torna in vantaggio il Brian Lignano, poi vede il movimento di Tartalo, che va per entrare in area, attenzione, rosso, resta in 10 il Chions ed è finita, il Brian Lignano vince la sua seconda consecutiva Coppa Italia di eccellenza. Il basket in campo oggi alle 18, le friulane della A2. Vediamo allora il programma della giornata. Dopo la prima vittoria dell'anno nuovo contro Mantova, la UEB Gesteco Cividale sarà oggi di scena Ravenna contro Orassi. Palla 2 alle 18 per coach Pilastrini, partita che potrebbe far fare un salto di qualità importante in classifica. La squadra è una vittoria in trasferta, guardando le gare impegnative che l'aspettano in casa, darebbe una bella spinta. Quella di oggi anche per Gabriele Miani una sfida fondamentale per riuscire ad avere un altro scontro diretto a favore in ottica salvezza. La gara andrà in onda alle 22 su Telefriuli. Sempre alle 18 torna sul parquet anche la PUOL West Udine che affronterà Umana Chiusi. Per la squadra del neo coach Finetti certezze ritrovate soprattutto in difesa dopo la vittoria contro San Severo nella prima gara del 2023. Tanto entusiasmo, partecipazione e calore ieri sera a Forni di Sopra per l'arrivo della fiamma di Eyof nella piazza centrale, piena di gente, la suggestiva cerimonia di accensione del braciere a cui hanno partecipato le istituzioni locali, regionali e nazionali, il viaggio della torcia visto come protagonisti in qualità di teodofori alcuni rappresentanti delle più importanti società sportive, gli sci del territorio accompagnati dalle mascotte ufficiali, la marmotta
Cughi. Forni di Sopra ospiterà le competizioni dello sci alpinismo, disciplina che vedrà il suo debutto ai Giochi Olimpici Giovanili Europei proprio in Friuli Venezia Giulia in occasione di EIOF 2023 Friuli Venezia Giulia. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, buon pranzo a tutti, ma ci rivediamo puntuali alle 19, grazie ancora per l'attenzione.